Da Titi, tutto quello che c'è di sociale in Italia non è certo grazie alla sinistra e ancora di oggi gli unici che fanno qualche cosa sociale sono la destra, vedi il mutuo sociale in Lazio. E qua la faccio ridere. No, ma nel senso che ci sono, io non so dove si vedono queste cose. Chi si è battuto per la riforma sanitaria in Italia? Siamo uno dei paesi nel mondo migliori dal punto di vista della sanità pubblica. Per fortuna. Oppure, le faccio un esempio, quando io ero ministro ero riuscito a portare il fondo delle politiche sociali, che è quello che serve poi da dare ai comuni e alle regioni per l'assistenza agli anziani, ai portatori di handicap. L'avevamo portato al 1 miliardo di euro. Sa quanto l'ha portato il governo Berlusconi con Bossi, la destra sociale dentro, perché Storace lo appoggiava? Zero, chiuso. Il fondo che avevamo messo in piedi sul non autosufficiente specifico, chiuso. Cioè, qua il problema, bisognerebbe rendersene conto, la destra tenta di far sì che lo Stato non metta i soldi perché manda la gente in bocca al privato e sovente alla Chiesa, diciamo le cose come stanno. E mentre la sinistra ha sempre avuto un'idea che il cittadino ha il diritto di avere dei servizi dallo Stato che devono garantire per tutti e non di dover andare dal privato per poter risolvere i propri problemi.